Ciao, io sono il dottor Alessio Veneziano e tra pochi secondi ti accompagnerò in una sessione di camminata somatica. Questa pratica è pensata specificamente per chi sperimenta vertigini, senso di sbandamento, instabilità. Il movimento può attivare queste sensazioni ed è proprio in questo spazio, con calma e sicurezza, che possiamo insegnare al cervello una nuova risposta. Questi segnali sono dati da un sistema nervoso ipersensibile e possiamo insegnare al sistema nervoso che siamo in uno stato di nuova sicurezza. Prima di muoverti, trova uno spazio tranquillo dove camminare. Portiamo l'attenzione ai piedi. Senti le dita, le piante dei piedi, i talloni. Se preferisci chiudere gli occhi in questo momento, fallo pure. Li riapriremo appena inizieremo a camminare. Per qualche secondo percepisci il contatto con il terreno e immagina delle radici che scendono verso il basso. Senti questo radicamento profondo che ti connette alla superficie sottostante. Prendi un respiro profondo dal naso e rilascia andare dalla bocca. Adesso, prima di iniziare a muoverci, apri gli occhi e posiziona lo sguardo in avanti. Punta gli occhi verso un punto a 2-3 metri di distanza di fronte a te. Mantieni una visione morbida e permette agli occhi e collo di rilassarsi. Questo tipo di sguardo dà un segnale al cervello che ti trovi in uno stato di sicurezza. Ora inizia a fare i primi passi lentamente in avanti. Mantieni lo sguardo dritto davanti a te, ad altezza dei tuoi occhi. Mentre che cammini, nota la spinta in avanti del piede che si solleva, la gamba che avanza, l'appoggio dell'altro piede che assorbe il peso. È importante, se senti delle oscillazioni, sbandamento, non guardare il pavimento. Questa è una reazione comprensibile, ma aumenta il senso di instabilità, perché il cervello riceve meno informazioni di orientamento. Piuttosto, se ti capiterà nei prossimi secondi, rafforza lo sguardo in modo orizzontale e allarga leggermente il campo visivo. Immagina che lo sguardo guida dolcemente il corpo. Continua a camminare, mantenendo un passo fluido e un respiro rilassato. Mentre che cammini, individua i tuoi sintomi principali che senti ora. Forse un senso di oscillazione, di ondeggiamento,
magari leggerezza alla testa, una sensazione di dondolio, o magari la vista semplicemente instabile. Scegliene uno. E normalmente questo sintomo è quello che attiva l'allarme. Oggi lo guarderemo con interesse senza giudizio. Osserva la sensazione come se la vedessi per la prima volta. Ha un punto preciso o si è diffusa questa sensazione? Si riduce quando lo sguardo è stabile oppure no? In questo momento non ti sto chiedendo di cambiarla, ma solo di descriverla internamente. Nota la frequenza di questa instabilità mentre che fai un passo in avanti dopo l'altro. Se vuoi puoi rallentare adesso il passo, fermarti, mantenere un respiro rilassato e lungo e notare semplicemente cosa accade nel tuo corpo. Rimani ad occhi aperti e fissa l'orizzonte di fronte a te. Ora puoi continuare a camminare nuovamente. Spostiamo l'attenzione non più sul sintomo, ma su come reagisci adesso. La reazione può essere magari una paura di cadere, magari c'è un'irritazione, frustrazione. Magari c'è il desiderio di fermarti. Magari c'è una voce che ti dice non la sopporto. Pensi magari che ci sia qualcosa di grave all'interno di te. Vedi, tutte queste paure, queste emozioni all'interno sono parte di te, che non cercano altro di proteggerti. Continua a camminare mantenendo lo sguardo morbido, orizzontale, stabile. E mentre che cammini rivolgiti interiormente alle parti che stanno reagendo dentro di te. Semplicemente afferma queste frasi. Capisco perché hai paura. Sono qui con te. Qui siamo al sicuro. Possiamo muoverci assieme. Grazie per il tuo lavoro di protezione. Adesso queste parti all'interno di te vengono ascoltate e smettono di amplificare l'allarme. Questo è uno dei cardini della terapia. Ascoltare senza giudicare, rassicurare il corpo. Ora ritorna con attenzione al sintomo iniziale, questo dello sbandamento, senso di oscillazione, e chiediti se è cambiato dopo queste frasi e affermazioni dette alle tue parti interne.
magari è più gestibile. Mantieni un passo rilassato e calmo. Respira. Rilassa il collo, le spalle mentre che cammini e lascia ondulare le braccia naturalmente. Nota se ci sono tensioni corporee mentre che stai camminando e se sì, lasciale andare. Ti aiuteranno a dare ancora più sicurezza al tuo corpo. Se le sensazioni sono ancora presenti, parlo dei tuoi sintomi, ripeti mentalmente queste affermazioni. Sto imparando a conoscerti. Ti stai rivolgendo ai sintomi. Puoi essere qui. Ho capito la tua funzione. Ora facciamo un micro esercizio visivo. Questo è facoltativo ma molto utile. Se te la senti, prova nei prossimi 5-10 secondi a muovere leggermente lo sguardo a destra, poi torna al centro, muovi leggermente lo sguardo a sinistra, continua a camminare in avanti e sguardo al centro. Non muovere il mento e il viso mentre che guardi a sinistra e a destra. Mantieni la visione morbida. E nuovamente guarda a destra per qualche secondo e poi torna al centro. Respira. Stessa cosa, guarda a sinistra senza muovere il mento e ritorna al centro. Questo aiuta il cervello a capire che lo sguardo può muoversi senza che il corpo sia in pericolo. Lascia fluire il respiro. Nota ogni sensazione di tensione a livello delle scapole, delle braccia, del collo. E se c'è, lascia andare. Molte volte manteniamo una postura tesa mentre che camminiamo, soprattutto se in passato sei stato abituato o abituata a questi sintomi. Da oggi in poi sarai sempre più consapevole del come il tuo corpo si sente mentre che cammini. Mentre che concludiamo questa sessione di camminata somatica, ringrazia la sensazione per essersi mostrata, i tuoi sintomi. Ringrazia le parti di te che si sono attivate. Parlo delle parti di te emotive, che erano forse un po' in ansia di fare questi esercizi. Comunica al tuo sistema nervoso che tornerai a praticare. Con ogni camminata somatica il cervello costruisce nuovi circuiti più sicuri. Non aver paura se i sintomi sono adesso andati su, è normalissimo.
L'obiettivo è fare una pratica costante. Grazie per aver camminato con me oggi. Continua il tuo percorso con calma, stabilità e curiosità. Questa meditazione fa parte del percorso Neurobalance, un programma di riequilibrio del sistema nervoso per persone con sintomi persistenti. Per adesso è tutto, ci vediamo, ci sentiamo, alla prossima.